Ciao a tutti, io sono Elsa, io sono la maestra della crema e faccio parte dell'azienda del tiramisù di Treviso in via Barberia. Io oggi voglio farvi vedere come faccio io il tiramisù. Io adesso per prima cosa verso il tuorlo. Questo è il tuorlo, ci vuole questo per fare il tiramisù, il tuorlo, lo zucchero, poi il mascarpone e la panna. Poi i savoiardi, caffè e il cacao. Basta questo. Adesso io questo rimetto in frigo, essendo che l'ambiente non è fresco, perché si lavora a 17-18 gradi, rimetto in frigo. Adesso io cosa faccio? Verso il tuorlo per primo. Perché come ben voi sapete, si versa prima il tuorlo e poi lo zucchero, perché si alterano i prodotti. Sembra di no, ma è così. Allora verso tutto nella planetaria, cerco di mettere tutto, pulisco sempre nella frusta, non serve andare dal lato, questo e questo lo metto già a lavare. Grazie. Ora aggetto verso lo zucchero, perfetto, parto in azione. Adesso questo noi lo facciamo andare perché si deve sciogliere lo zucchero col tuorlo, perché deve diventare bianco. Comunque io sono veneta d'oc e ci tendo a precisare. Come ben voi sapete, quel tiramisù è nato a Treviso, Una volta diceva che filo su viene qua e faceva il voglio sbattuto, e questo è. E poi è nato il tiramisù. Ha una cosa molto importante, il tiramisù va fatto con i savoiardi, non con altri biscotti, se no non è il tiramisù. Il tuorlo sta montando molto bene, che dietro dove sta una cremetta gialla, più lo sappiamo meglio è. Allora adesso io cosa verso? Il mascarpone. Mai sporcare i bordi della bastarda, questa si chiama bastata. È una brutta parola, però è così. Poi noi partiamo un'altra volta in azione. Parto adagio, perché ho paura che schizzi, è come casa col frollino a casa. Poi man mano che vedo che si riprende, affilo verso la panna. Ecco perché io verso la panna a filo qui dentro, perché come ben voi sapete che se viene montata troppo la panna diventa burro. Esatto. Allora così io verso a filo, così. Adesso io vado a alzare. L'albume non lo mettiamo perché l'albume è acqua. Quando si monta c'è una procedura non indifferente, va messo il sale, poi gradatamente si versa lo zucchero. Se non viene montato bene si rischia che smonti la crema. Onde evitare mettiamo la panna, che sarebbe latte intero con sopra la cremetta sopra. Adesso noi partiamo al massimo. Vedi come sta montando? Io vado a occhio, non ho che sto là i 5, 10, 15 minuti. Io sono più casareccia. Vedi che si sta rapprendendo? Così non si rischia che la crema e la panna diventi duro. Anzi, si ammaglia di più. Bellissima, stupenda, devitela a vedere perché merita veramente. E noi abbiamo già fatto la crema, tutto qua. La crema è pronta, io spengo. Voglio spiegare un attimo dello zucchero, del savoiardo, perché è questo. Visto perché lo zucchero, se tu fai il biscotto a casa, se non metti lo zucchero non lievita, diventa un biscotto secco. Questa è la cosa primaria del savoiardo.
Poi il caffè è amaro, perché tra il dolce, l'amaro e il biscotto diventa un connubio che diventa perfetto. Tutto qua, basta. Noi adesso cominciamo già a preparare. Noi non mettiamo la sacca a posto, facciamo casalinga proprio, alla buona proprio, perché sennò così. Allora intanto mi mettiamo un po' di cremina sotto, perché la cremina sotto mi fa da collante, perché altrimenti la torta mi va a destra e a sinistra, cioè casca. Allora mettiamo un po' di crema sotto. Adesso mi rilavo le mani, mi asciugo, perché io vado a lavorare con le mani. Allora, io prendo il biscotto. Io cosa faccio il biscotto? Lo immergo, faccio 1, 2, 3 e via. E lo metto capovolto qua. Sempre no, 3 secondi. 1, 2, 3 e si capovolge la pancia in su. Perché lo mettiamo qua? Perché se c'è caffè in eccesso scende e non mi bagna la torta. 2. Ah, e un'altra cosa, il biscotto quando va bagnato bisogna avere sempre l'anima bianca. Perché? Perché non va bagnato tutto, perché altrimenti scende. 4, 5, 6. Sapete che se si fa il caffè di moka, che è bello ristretto, bisogna allungarlo con un po' d'acqua, e se no si fa quello americano. Questo è caffè di moka proprio, bello corposo. Allora adesso io non ho la sacca a posto, però facciamo lo stesso. Facciamo così, alla casareccia. Una cosa, l'importante è che gli angoli siano sempre bagnati, perché sennò diventa secco. Allora il sotto neanche lo tiro, perché tanto ho i biscotti sopra non. E facciamo la stessa cosa con il secondo strato. Bagno e verso. Il biscotto deve essere sempre combaciato col sotto, che allora diventa lineare. Se no facciamo una scarpa sopra. Se cerca, si sa dopo. Non ci vuole tanto a fare il tiramisù se guardiamo bene, e non è neanche pesante a farlo, volendo. È semplice. Adesso facciamo il sopra. Possa, come ben voi sapete. Adesso chiediamo una leviata. E ora sono così veloce. Cioè, qualche sacca a posto diventa ancora più bella, però ascolta, se casaliccia. E casainghe, tu che fa? Sa così, come che faccio io? Giustamente, guarda, come sia. Hai un capolavoro anche a questo. Guarda che roba. E anche tanta crema. Noi questo tiramisù lo facciamo in palazzina, precisiamo, non ha né conservanti né coloranti, come che si viene fatto qua, viene fatto anche in palazzina. La nostra produzione è questa, al naturale. Questo lo dico perché ci tengo tantissimo. Posto ragazzi, c'è un capolavoro anche questo, e ora sono promossa. Sei promossa e ora posso andare a casa adesso sarebbe da mettere cacao, però che c'è una cosa da dire, che se ti lo mangi subito fra mezz'ora, perché sai si deve compattare, che vuole 3-4 ore prima che si passa, perché giustamente, e poi, anzi l'indomani è ancora meglio. Se ti te da darlo da mangiare stasera, ad esempio, ti metti il cacao mezz'ora prima. Però adesso mi faccio vedere come metto il cacao e siamo a posto. Poi un'altra cosa, tanti che mania di mettere tanto cacao, mi non che mi vai mai tanto cacao, sono sincera. Cioè è giusto secondo me. A posto ragazzi. Col piatto del 700, guarda cosa che avevamo, il piatto degli anni 60, così anche antico, come il tiramisù, perché diceva te faccio sbattutin, te faccio qua, te faccio là, te tiro su. Cioè, dopo è nato tiramisù, però tiramisù in diretto, cioè un dolce di una volta, Parla di una volta di dare il pan duro di 3 giorni fa, ma comunque siamo perda. Però ne mettiamo i savoiardi. Ciao ragazzi. È stata una bella esperienza comunque, vi ringrazio infinitamente. Alla prossima.